Approvato il nuovo piano aria della Regione Veneto. Nel 2013 furono 30 le osservazioni al progetto presentate agli uffici regionali dai cittadini, comitati e associazioni, incentrate sulle azioni per il risanamento della qualità dell'aria, con particolare riguardo all'utilizzo civile e industriale delle biomasse, al settore agricolo, a quello produttivo, nonché al trasporto di persone e merci. Il nuovo Piano Veneto prevede complessivamente una quarantina di interventi che definiscono tutte le linee di intervento da finanziare. La priorità è consumare di meno e ridurre le emissioni in atmosfera. Nessuna misura spot come le limitazioni al traffico, ma interventi strumentali che partono dal principio secondo cui meno energia si utilizza, minore è l'inquinamento che viene prodotto. Le risorse vengono impegnate, per fare solo qualche esempio, per l'efficientamento di vecchi impianti come quelli a gasolio, per la realizzazione dei cappotti termici e per la rottamazione dei veicoli Euro 0. Per quanto riguarda la qualità dell'aria in Veneto, nell'ultimo decennio i dati della rete di monitoraggio ARPAV mostrano un trend in positivo, con livelli medi di inquinamento in diminuzione e quindi più vicini ai limiti indicati dalla Comunità Europea per quanto riguarda le polveri e il biossido di azoto. Ma c'è da lavorare ancora molto per fronteggiare inquinanti emergenti come il benzo a pirene.